Ciao a tutti, bentornati oggi nella mia cucina. Oggi vi presento una delle tante versioni siciliane dei peperoni ripieni. Gli ingredienti per la nostra ricetta di oggi sono dei peperoni che consiglio di prendere colorati per renderla più allegra, 200 g di pecorino siciliano grattato fine, 200 g di provola siciliana dolce, 300 g di pomodorini piccadilli tagliati a pezzettini, 2 cucchiai di olive denocciolate verdi, 2 cucchiai di capperi di pantelleria che abbiamo dissalato, 10 filetti di acciughe, qualche foglia di basilico, 300 g di pangrattato, sale, pepe e olio extravergine di oliva. Iniziamo con la preparazione del ripieno dei nostri peperoni. Prendiamo il pangrattato e a uno aggiungiamo tutti i nostri ingredienti: il basilico, le olive, capperi, le acciughe, mettiamo un po' nel nostro pecorino, aggiungiamo i pomodorini che saranno quelli che danno l'umidità a tutto il nostro ripieno, perché sennò resterebbe troppo asciutto, e iniziamo a mescolare questi ingredienti. Aggiungiamo un po' della nostra provola, un po' di sale, un po' di pepe e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Cerchiamo di amalgamare il composto in modo abbastanza uniforme. Il nostro composto deve avere più o meno questa consistenza, poi se vedete che è troppo asciutto aggiungete solo qualche pomodorino in più che dà l'umidità. Ci possiamo anche aiutare un po' con le mani per amalgamare meglio il ripieno. Mi raccomando, assaggiate sempre un po' per vedere se il sale, che bontà, è sufficiente, se è troppo, se è poco. Io direi che siamo pronti. Adesso vi consiglio di accendere il forno statico a 180 gradi. Mentre i nostri peperoni verranno imbottiti, il forno si scalderà. Passiamo ai nostri peperoni. Incidiamo il coperchio del peperone e svuotiamo il peperone dai semi e dai filamenti. Riempiamo adesso i nostri peperoni. Dai peperoni abbiamo ottenuto anche il coperchio. Prendiamo una teglia e mettiamo un po' di olio sul fondo. Adesso prendiamo il nostro ripieno e imbottiamo fino all'orlo i peperoni. Un consiglio: prima di mettere il peperone nella teglia andiamo a forarlo lateralmente con una forchetta, in modo tale che aiuterà la cottura del peperone nel momento in cui rilascerà la sua acqua durante la cottura. Mettiamo il nostro coperchio e andiamo avanti fino a esaurimento dei nostri peperoni. I nostri peperoni adesso sono imbottiti. Prima di fornarli aggiungiamo solo un goccino d'acqua nella teglia per aiutare la cottura. I peperoni devono cuocere a forno statico a 180 gradi per circa un'ora e un altro quarto d'ora a forno ventilato, sempre 180 gradi. I nostri peperoni sono cotti, ora possiamo impiattare.
Vi ricordo che i peperoni comunque vanno sempre controllati durante la cottura, perché in base al tipo di peperone ci può volere più tempo. I nostri peperoni ad esempio hanno cotto persino 2 ore. Adesso impiattiamo. Prendiamo un po' del sugo che c'è nella teglia, che è una prelibatezza. Questo è il nostro piatto di oggi, buon appetito!